Le statistiche degli incidenti sul lavoro quest'anno sono falsate dai 3 mesi di lockdown, eppure secondo l'Osservatorio Sicurezza Vega di Mestre il numero delle vittime in Veneto continua a crescere. Andrea Rossini. Sono più di 800 dall'inizio dell'anno le vittime di infortuni sul lavoro in Italia. Le statistiche sono complicate rispetto agli anni precedenti a causa dei 3 mesi di lockdown. Nel Veneto l'osservatorio di Vega Engineering rileva una diminuzione degli infortuni mortali in itinere, ma un aumento del numero di vittime sul luogo di lavoro. Gli infortuni mortali sono aumentati di 6 unità, passando da 35 nello stesso periodo dell'anno scorso a 41 quest'anno. Questi dati al 31 agosto 2020, un po' meglio della media nazionale, più 20%, nella quale però incidono in modo rilevante le morti per Covid. Sostanzialmente abbiamo 303 denunce di infortuni mortali dovute a Covid in questo momento, su un totale che è di circa 800. Le attività più pericolose sono sempre la manifattura, i trasporti e le costruzioni. In questi settori, fra un anno e l'altro, i numeri oscillano senza mai mostrare una chiara tendenza alla diminuzione, segno che le cause che determinano le morti bianche continuano a non venire affrontate.